Il sindaco di Casale di Scodosia nel Padovano si toglie la vita, shock in paese, il corpo trovato stamane in bagno dalla madre. Stefano Farinazzo aveva 48 anni, era stato rieletto per la seconda volta pochi mesi fa. Giostrai in fuga dopo un furto, forzano un posto di blocco speronando la volante, fuggono inseguiti da polizia e carabinieri, accade a Treviso, l'auto poi si ribalta e si schianta davanti a un negozio, 3 feriti di cui uno grave, feriti anche 2 poliziotti. 3 pini marittimi crollano improvvisamente abbattendosi su alcune auto in sosta, paura a Verona, fortunatamente non ci sono feriti, giallo sulle cause, non c'era vento. A Vicenza l'assemblea degli industriali iberici con il governatore Zaia e i ministri di Incà e Patuanelli, il sottosegretario Variati, sul tavolo anche le istanze per l'autonomia. Lunedì l'atteso vertice tra il governatore Zaia e il ministro per gli affari regionali Boccia proprio sull'autonomia e Antena 3 seguirà in diretta l'incontro a partire dalle 10:45. Chiusa l'indagine sull'operaio Guardone padovano che fotografava le donne nei bagni, le vittime sono un numero impressionante, almeno 100. Cagliolino resta con la testa incastrata in una recinzione nel Veronese, l'animale è liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Torna la sfida tra gli studenti delle medie di Vigonza, chi resisterà 10 giorni senza telefonino verrà offerta una gita con i propri compagni. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la cronaca di una mattinata scioccante per i residenti di Casale di Scodosia. Siamo nel Padovano, appena hanno saputo della tragedia il sindaco, il primo cittadino, Stefano Farinazzo, aveva appena 48 anni, si è tolto la vita questa mattina. Allora ci racconta quel che si sa per ora da Casale di Scodosia la nostra Valentina Visentin. Valentina. Sì, buongiorno da dramma a Casale di Scodosia. Il paese si è svegliato questa mattina sotto shock per una notizia improvvisa. Il sindaco Stefano Farinazzo è stato trovato morto nella sua abitazione, si è tolto la vita. A rivenire il corpo del 48enne, primo cittadino di Casale di Scodosia, è stata la madre. Ancora ignote le cause del gesto, Stefano Farinazzo, 48 anni, commercialista, era stato eletto sindaco nella primavera del 2019, unico candidato per il piccolo comune della Bassa Padovana. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Si sa poco anche delle motivazioni del terribile gesto, si dice in queste ore forse motivazioni legate alla separazione in famiglia, però ovviamente sono tutte valutazioni da fare quando si saprà qualcosa di più. Resta il dramma di questo giovane primo cittadino, peraltro rieletto, come avete sentito, da pochi mesi, era stato rieletto con una lista civica vicina alla Lega. Adesso invece a Treviso, con un inseguimento da film nella notte con banditi, 3 giovani giostrai che dopo un furto scappano e forzano un posto di blocco speronando una volante con 2 agenti feriti, e poi l'inseguimento che si conclude con un terribile incidente davanti a un negozio a ridosso del centro di Treviso. Sentiamo. Non si sono fermati all'alta della polizia fuggendo fra le vie cittadine a folle velocità. Un inseguimento durato diversi minuti. Carabinieri e polizia li hanno tallonati cercando di fermarli, ma l'automobilista con altre 2 persone a bordo non ha esitato ed ha continuato la corsa. I 3 stavano scappando dopo aver messo a segno un furto in zona Fonderia. Durante l'inseguimento i poliziotti hanno per 2 volte provato ad affiancare i fuggitivi intimandogli di fermarsi, ma entrambe le volte l'autista della Golf ha provato a speronare la volante, che solo grazie all'abilità del poliziotto alla guida è riuscito ad evitare la collisione. Giunti però all'incrocio con Viale Luzzati ad una velocità superiore ai 100 km/h, la macchina in fuga ha riprovato a speronare la volante, stavolta colpendola sul lato sinistro e facendola sbandare ed urtare il marciapiede. I 2 poliziotti sono rimasti entrambi feriti a seguito dell'incidente. Il fuggitivo a quel punto ha perso il controllo della macchina, che si è capovolta. Un boato sentito dai residenti che si sono riversati in strada per capire cosa fosse accaduto. Intrappolati fra le lamiere 3 occupanti, l'auto distrutta, sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre le persone dalla vettura. Portati d'urgenza in ospedale, uno di loro è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico, si trova ricoverato in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2, si tratta di 2 ventenni ed un 26enne.
Tutti sono stati arrestati in maniera congiunta dal personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori della squadra mobile per verificare il loro coinvolgimento in ulteriori reati commessi durante la sera e l'eventuale partecipazione di altri soggetti. E vi facciamo vedere altre 3 foto di questo terribile incidente, questo inseguimento veramente da film. La prima è questa, la vedete in questo momento, questa è ancora l'auto ribaltata davanti al negozio, questa invece è, la vedete, la volante della polizia speronata nella parte anteriore nella prima fase dell'inseguimento, e poi ancora l'immagine davvero impressionante, la vedete in questo momento, dell'auto ribaltata proprio davanti al negozio in Viale Luzzatti a Treviso. Queste dunque le immagini. Questa sera ovviamente vi racconteremo anche la paura poi di chi si è trovato l'auto di fronte al negozio, i titolari ovviamente del negozio danneggiato dall'incidente, dallo schianto dell'auto. E nelle prime ore del mattino, mentre andava in scena questo inseguimento a Treviso, è stato fatto esplodere lo sportello postamat dell'ufficio postale di Scunderlando, nella zona sud di Verona. Sul posto sono intervenute le volanti della questura, richiamata dall'allarme e dalla segnalazione del residente, che ha riferito di aver visto un'auto di grossa cilindrata allontanarsi a tutta velocità. Le indagini hanno permesso di accertare che lo sportello bancomat era stata, sullo sportello bancomat erano stati caricati circa 70.000 euro, ma l'esplosione e il boato ha distrutto tutte le banconote che erano rimaste nella cassa. Ancora nel veronese, ancora a Verona, stavolta con la paura ieri sera per il crollo improvviso di 3 grosse piante di pino marittimo in via Murari Bra. Queste le immagini dei vigili del fuoco, sono cadute andando a colpire 2 autovetture e un furgone che erano parcheggiati alle 19, poco dopo le 19. Fortunatamente è un miracolo che non ci fossero persone all'interno delle vetture, quindi non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 mezzi e 7 uomini appunto per liberare le vetture dalle grosse piante. Adesso si cerca di capire cosa è accaduto, perché a quanto pare non c'era vento, non c'erano raffiche di vento tali da giustificare un crollo simile delle 3 grosse piante. Lasciamo per un attimo la cronaca adesso per spostarci in provincia di Vicenza, a Valdagno, dove gli industriali di Vicenza si riuniscono e sono in assemblea in queste ore per parlare un po' del futuro e per parlare evidentemente anche di autonomia, a 2 giorni ormai dall'incontro di Venezia tra il governatore Luca Zaia e il ministro Francesco Boccia. Allora, ci racconta come sta andando la nostra Gabriella Basso in diretta telefonica. Gabriella. Buongiorno da Valdagno, dove oggi è in corso l'assemblea annuale degli industriali, dove è arrivata una cospicua rappresentanza di ministri del nuovo governo giallo-rosso, presenti in prima fila fianco a fianco con il presidente del Veneto Luca Zaia, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Inca, il sottosegretario agli interni, il vicentino Achille Variati, presente anche l'ex ministro Erika Stefani, 1500 presenti tra imprenditori, sindaci e autorità varie, arrivati appunto qui a Valdagno, nella sede del quartier generale della Marzotto, una scelta non insolita, perché tra tutti si parla del tema fondamentale, cioè il lavoro, il tema dell'appuntamento d'Italia da qui a 20 anni, il 2039, il lavoro appunto il tema centrale. Impossibile però non parlare anche del futuro immediato con gli interlocutori, in particolare di autonomia. Il governatore Zaia attende infatti a Venezia lunedì il ministro Boccia, e sarà un incontro in cui, ha detto, presenteremo la squadra che ha lavorato al progetto di autonomia. E i temi, gli oggettivi di sussidiarietà e autonomia differenziata, dice, sono insiti nel tema proprio stesso dell'autonomia, e chiede, se non sarà Boccia, dice, anzi se non sarà Boccia o questo governo a darci l'autonomia, sarà qualcun altro. Possibilista il ministro D'Inca, che dice l'autonomia è essenziale per lo sviluppo del paese e del Veneto, una richiesta che ha puntualizzato il sottosegretario Variati, che non può e non deve essere e non deve rimanere inascoltata, e per la quale lui stesso ha detto si batterà. Da Valdagno per il momento è tutto, la linea torna allo studio, maggiori particolari ovviamente le edizioni di questa sera dei nostri telegiornali.
Grazie allora a Gabriella Basso. Ha citato ovviamente l'incontro di lunedì a Venezia. Ebbene, lunedì mattina alle 11 c'è l'atteso incontro, vertice del neo ministro degli affari regionali Francesco Boccia con il governatore Luca Zaia e poi con la delegazione trattante del Veneto a Palazzo Balbi, e Antena 3 seguirà in diretta questo importante evento a partire dalle 10:45, quindi seguiteci a partire dalle 10:45 perché vi racconteremo in diretta questo incontro, questo vertice che può dare svolte importanti al percorso per l'autonomia. Lunedì dunque alle 10:45, un'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Torniamo alla cronaca adesso per parlare di sicurezza e di un ragazzino rapinato a Mestre. Ci racconta quanto accaduto la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, dove si è verificato un altro episodio di criminalità in via Piave. Un 14enne infatti è stato rapinato del cellulare minacciato da una donna proprio all'uscita da scuola. Stava ritornando a casa poco dopo le 13 quando ad un certo punto è stato avvicinato. Questa donna di mezza età, bianca e italiana secondo la descrizione, l'avrebbe guardato chiedendogli l'ora con un sorriso. A quel punto il ragazzino ha preso il cellulare e lei con un colpo di mano gliel'ha proprio strappato, dicendogli anche stai zitto e non dire nulla a nessuno, guarda che non sto scherzando, se parli con qualcuno di questa storia passerai guai grossi. Così dopo queste minacce la donna a piedi si è allontanata rapidamente e il ragazzino è tornato a casa di corsa in lacrime raccontando quanto era accaduto ai genitori. Senza perdere tempo, a quel punto i familiari si sono precipitati in commissariato a Mestre per sporgere denuncia. Le volanti immediatamente si sono messe alla ricerca della rapinatrice. Più volte hanno fatto il giro della zona senza però riuscire a rintracciarla. È molto probabile infatti che lei non fosse da sola, che ci fosse qualcuno, molto probabilmente con un'auto, e insieme si siano dileguati. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori che nel prossimo servizio invece ci parla della questione Ater. Restiamo dunque in territorio mestrino, meglio a Marghera. Ci ha atteso ovviamente per i ricalcoli della Regione, per le modifiche alla legge regionale sui canoni Ater, ma intanto è stato organizzato un nuovo presidio di protesta e invece nel prossimo servizio vi raccontiamo altri casi paradossali. Mi sono vista raddoppiare l'affitto con l'ISEE. Il mio ISEE non arriva a 20.000, proprio il netto è 16.000 e non ho accantonamenti, quindi non ho capito perché mi hanno raddoppiato da 187 a 380 e quindi io sto pagando. Dal mio canone attuale prelevo, spendo 400 euro e di questi 400 euro, cioè me ne restano pochi poi per vivere, e quindi devo curarmi, devo spese, bollettini, gas, luce, acqua, condominio, eccetera. Quanti anni ha lei signora? 75, quindi sarei stata anche un caso, cioè, perché aveva detto l'assessore che quelli dopo i 70 anni andavano messi a posto, quindi sono in attesa, non so cosa fare. Questa signora fa parte dei tanti casi su cui probabilmente Ater sta effettuando verifiche, ma nel frattempo si vede costretta a pagare una cifra che la mette in ginocchio. Ci sono casi ancor più eclatanti tra i residenti di quartiere Pertini a Mestre penalizzati dalle nuove disposizioni. È un caso di una signora poverina, il quale ha 20.000 €1,47 ed ha avuto lo sfratto. Sono casi che gridano vendetta, è una follia. Noi chiediamo che si fermi tutto e che si metta in condizione, come dire, i residenti di verificare poi questo algoritmo, perché nessuno ne capisce più niente. C'è poi chi per un'eredità, ad esempio, neanche troppo consistente, si è ritrovato con lo sfratto. Sono uno dei furbetti che accumula una rendita di un fratello morto e con questo sono andato fuori ISEE. Una volta fatto due conti il comune, sono fuori di 3.000 euro su ISEE IRPER, come si chiama. E naturalmente mi ha aumentato l'affitto raddoppiandomelo. Prima pagavo 230 euro
perché ho l'appartamento grande, diciamo, sulle case marroni. Adesso mi ha fatto 488 euro. E per questo e altri casi la prossima settimana ci sarà una manifestazione di protesta. Presenzieremo davanti al Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale. Lì porteremo le firme che sono state raccolte e chiederemo ai capogruppo di sentirci. Adesso un'altra vicenda che riguarda invece le scuole in alcuni casi non pronte per l'inizio della scuola, o meglio in condizioni non proprio ottimali, come il caso dell'ITIS Galilei di Conegliano, parzialmente addirittura non agibile. Abbiamo raccontato anche lo sfogo degli studenti e degli insegnanti dopo la protesta. Allora, degli studenti, ieri c'è stato il sopralluogo nella scuola da parte del presidente della provincia. Vediamo. Il presidente della provincia Stefano Marcone e i consiglieri coneglianesi Leopoldino Miorini e Alessandro Bortoluzzi in sopralluogo all'ITIS Galilei, accompagnati dai tecnici e dal dirigente scolastico, hanno voluto rendersi conto di persona della precaria situazione dell'edificio. Dopo le ripetute sollecitazioni da parte dei genitori prima e durante l'estate e dopo il corteo in strada degli studenti il primo giorno di scuola, la data dei lavori per la ristrutturazione dell'ala attualmente chiusa si avvicina. Verosimilmente, salvo imprevisti, a febbraio l'ala che attualmente è inagibile sarà agibile. Imprevisti che laddove dovessero presentarsi saranno noti verosimilmente a dicembre. Quanto al medio e lungo termine, la provincia ha già in cassa 6 milioni di euro per l'adeguamento sismico del Galilei. Il primo passo sarà, quando abbiamo individuato il progettista, e verosimilmente anche questo entro la fine di questo mese il bando sarà, dirà chi è il progettista, di sederci al tavolo assieme per vedere se si trova una linea che riesca a contemperare le esigenze di tutti. Concordo il punto comune che abbiamo trovato, una cosa sicuramente che noi vogliamo che ci sia garantita almeno la tempestività e in ogni caso che ci sia una programmazione di tutto, perché ogni giorno per noi è pesante e comunque con una programmazione possiamo leggermente alleviarla. Ecco. Vediamo la cronaca con un grave incidente ieri sera, poco prima delle 22, sulla Feltrina a Montebelluna, ancora da chiarire le dinamiche dello schianto tra due auto coinvolte, ad avere la peggio 2 persone rimaste ferite nell'impatto e incastrate tra le lamiere, portate poi all'ospedale dal SUEM 118, per i rilievi anche i vigili del fuoco di Montebelluna e le forze dell'ordine. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi ancora cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio in diretta, andiamo a Padova dove sono state chiuse le indagini sull'operaio Guardone che fotografava le donne nei bagni e le vittime sono un numero davvero impressionante. Sarebbero almeno 100 le donne fotografate e filmate di nascosto nei bagni da un operaio di Limina, questo quanto è stato stabilito dalle indagini che si sono concluse. Il pubblico ministero Sergio Dini chiederà il rinvio a giudizio per il trentenne fermato dai carabinieri lo scorso 12 luglio nel polo universitario di Agripolis, quando una studentessa si è accorta di essere filmata dall'uomo mentre era in bagno. Le indagini hanno appurato che l'operaio nell'arco di 18 mesi, armato di telefono cellulare, ha passato in rassegna le toilette dell'Università di Agripolis a Legnaro, dello IOV e del Decathlon di via Venezia a Padova, riprendendo senza le mutandine le ignare vittime. Quando è stato fermato dopo la segnalazione della studentessa, i carabinieri hanno sequestrato il cellulare e il computer, scoprendo così numerose cartelle dove il trentenne catalogava le vittime a seconda del luogo dove erano state riprese. Al momento il trentenne è stato raggiunto dalla misura restrittiva dell'obbligo di dimora nel comune dove risiede. Diffama online Federico Bertollo, il 23enne di Cittadella, lo ricorderete, morto di overdose dopo l'iniezione di eroina da parte dello spacciatore che le aveva venduto la droga. Allora arriva un esposto in procura da parte della famiglia del giovane. Offese scritte su Facebook. Per la famiglia di Federico Bertollo ancora un dolore immenso dopo quello della morte del figlio, stroncato a soli 23 anni da una dose letale di eroina che gli era stata iniettata da un 49enne che gli aveva appena venduto la droga. Le parole di odio sono state scritte da un ex compaesano, un 36enne di Cittadella che da qualche tempo vive a Perugia. Parole che sono state lette dal fratello di Federico, l'avvocato Andrea Bertollo, a seguito della querela sporta dalla famiglia della vittima. Ora il 36enne
accusato di diffamazione e apologia di reato. La frase ingiuriosa è stata scritta sul profilo Facebook di Federico appena 24 ore dopo che il suo corpo senza vita era stato ritrovato a casa dell'uomo che gli aveva iniettato il mix di eroina e cocaina. L'uomo insulta la vittima e difende invece il 49enne che si trova tuttora in carcere con l'accusa di omicidio colposo. Ancora insulti sui social via web, ma stavolta nel mirino finisce la lingua veneta. L'ira del vice sindaco di Volpago del Montello Renato Povelato nei confronti degli autori anonimi di un post sui social contro di lui e contro la raccolta firme per il riconoscimento della lingua veneta che si sta svolgendo da mesi in molti comuni trevigiani e si conclude formalmente proprio in queste ore. Gli autori gli danno 3 volte della capra, citando Vittorio Sgarbi, e aggiungono: studia, in Italia c'è una sola lingua, quella italiana. Non viene fatto il mio nome, però ovviamente sul gazebo di sabato mattina c'ero io, quindi facendo 1+1 il risultato penso che la persona indicata da questo post sia io. Anche se non sono io, comunque hanno offeso un intero popolo, il popolo veneto, e tutti i consiglieri comunali, assessori e sindaci che si stanno promulgando per raccogliere, e anche il comitato promotore ovviamente, per raccogliere firme. È probabile che la petizione venga protratta per un ulteriore periodo, fa sapere Povelato, che non comprende i motivi dell'attacco all'iniziativa. Non è che noi stiamo facendo una legge ad hoc per il popolo veneto, per la lingua veneta, è una modifica di una legge dove chiediamo che venga inserita anche la lingua veneta in altre 12 che sono già riconosciute. Anche per questo invita gli autori del post alla serata che si terrà a ottobre a Volpago per spiegare i contenuti del progetto di legge di iniziativa popolare. Io li invito, magari se hanno il coraggio, di venire personalmente, anche di capire chi sono queste persone, perché quello che ho trovato veramente brutto è attaccare delle persone magari che mi dicano anche come la pensano loro, il loro pensiero, ma offendere e nascondersi dietro una pagina Facebook penso che sia un'iniziativa da vigliacchi. Adesso le immagini del salvataggio di un cagnolino nel Veronese, un cagnolino che era rimasto intrappolato, vedete, con la testa in una recinzione metallica. Avvertiti da alcuni passanti, i pompieri giunti dal distaccamento di Bardolino hanno tranquillizzato il cagnolino e tagliato con grande attenzione, come vedete nelle immagini, le sbarre metalliche che lo imprigionavano, e quindi sono riusciti, eccolo qua, a liberare il cagnolino, contento di essere nuovamente libero. Si è fatto coccolare un po' dai vigili del fuoco, è stato poi rimesso nel recinto dove il resto della sua famiglia lo stava aspettando. Ecco il cagnolino e i suoi salvatori. A Vigonza adesso torniamo nel Padovano, è iniziato l'anno scolastico e in una scuola media torna la sfida: 10 giorni senza cellulare, si vince una gita. Alla fine sembra tutto così semplice, che problema c'è a fare push sul bottone rosso, scorrere e spegnere il telefonino? Per 10 giorni, senza eccezione, se sei un ragazzo delle medie, se il cellulare è una tua appendice, è una parte del tuo stesso corpo. Beh, infatti non è semplice, ma è una sfida per gli studenti del comune di Vigonza, il ritorno dell'iniziativa a viva voce, che premierà con una gita tutti quegli studenti che reggeranno 10 giorni senza smartphone. 3 aziende locali pagheranno i costi e i ragazzi che vorranno partecipare, tra i 150 e i 200, consegneranno il proprio device al comune che lo custodirà, sperando che nessuno bari e che non abbiano il muletto, naturalmente. È una rinuncia molto grande per i nostri ragazzi, perché consideriamo che loro davvero con il cellulare fanno di tutto e di più, dal chattare per WhatsApp prioritariamente con gli amici, quindi compiti e quant'altro, ma soprattutto giocano tantissimo, quindi per loro è una forte rinuncia, e lo scorso anno appunto hanno rinunciato un po' di più rispetto ai 10 giorni canonici. Molti, erano arrivati messaggi alla scuola, c'era proprio allarme tra i ragazzi: oddio, come faccio senza il cellulare? Quindi sì, è una grande rinuncia davvero. Sono l'affermazione di 2 obiettivi a carattere sicuramente pedagogico e formativo. Innanzitutto l'attesa, perché i ragazzi rinunciano per 10 giorni al
cellulare, quindi non possono utilizzarlo, e secondo la fatica. Elementi questi che nel nostro tessuto quotidiano probabilmente si sono un po' smarriti e che invece fortificano sicuramente quello che è la formazione dei nostri ragazzi, rendendoli responsabili e soprattutto essendo responsabili e consapevoli della loro formazione. Certamente è nel novero delle possibilità che qualcuno abbandoni la sfida per varie ragioni e si riprenda al telefonino, nulla di grave, ma nessuno si nasconde che lo strumento abbia una fascinazione da incantesimo. Perché noi sappiamo benissimo che purtroppo ci sono anche delle dipendenze dall'uso del cellulare, quindi questo è un forte problema che la scuola oggi deve fronteggiare insieme a tutti, ai genitori, all'amministrazione, a tutti coloro che entrano in contatto con i nostri giovani per aiutarli a crescere, quindi penso che dobbiamo lavorare tutti insieme per aiutarli in questa sfida in cui noi crediamo. Prima di salutarci vi ricordo i riferimenti per Lo Dico ad Antenna e segnalarci problemi e disservizi e storie, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Inizio di weekend stabile grazie all'alta pressione, ma il fine settimana potrebbe poi proseguire all'insegna della variabilità. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 21 settembre. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 7 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata all'insegna del sole su tutte le province, anche in questo caso non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota e il cielo, come vedete, si presenterà sereno. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 22 e 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.